Benvenuti, oggi è giovedì 27 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:25. La luna sorge a mezzanotte 15 e cala alle 11:24. Oggi la Chiesa celebra San Cirillo. Il nome Cirillo significa giovane re e viene dal persiano. Il 27 giugno è la giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per sottolineare l'importanza di milioni di attività che impiegano meno di 250 dipendenti nella crescita economica sia a livello nazionale che globale. Le piccole e medie imprese impiegano l'82% dei lavoratori in Italia, ben oltre la media UE, e rappresentano il 92% delle imprese attive. Compie oggi 69 anni Isabelle Adjani, attrice francese, icona di bellezza. Ha lavorato con registi del calibro di Truffaut e Polanski. Tra i suoi film più famosi ricordiamo L'inquilino del terzo piano e Nosferatu. Buon 49esimo compleanno a un altro attore, lo statunitense Tobey Maguire, noto soprattutto per aver interpretato Spider-Man. A 14 anni il suo primo ruolo nel Piccolo grande mago dei videogames, tra gli altri film Le regole della casa del sidro e Il grande Gatsby. Restiamo nel mondo del cinema con il terzo festeggiato di oggi. Sono 58 le candeline per J.J. Abrams, autore newyorkese che ha creato la serie televisiva Lost, una delle più seguite nella storia. Per il grande schermo ha diretto il terzo atto di Mission Impossible, Star Trek e 2 episodi di Guerre Stellari. È uno dei più grandi misteri irrisolti nella storia italiana recente. Dopo decenni di indagine, perizie e processi non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del DC-9 Itavia, esploso nei cieli a nord di Ustica il 27 giugno del 1980. 81 i morti, tra i quali 13 bambini. Secondo l'ipotesi ritenuta più probabile, l'aereo si sarebbe trovato del tutto casualmente in una zona interessata da operazioni di guerra e sarebbe stato colpito da un missile. Sapete come si misura l'intensità del suono? Si usa un'unità chiamata decibel, che ci dice quanto forte è il suono in termini di pressione che produce. Ma il decibel è diverso dalle normali unità di misura. Non si sommano o sottraggono come ci si potrebbe aspettare. Per esempio, se avete 2 fonti sonore da 80 decibel, la loro somma non sarà 160, ma solo 83. Quindi, se state organizzando una festa, è meglio usare una sola cassa più potente anziché molte, ma meno potenti. I vostri vicini vi ringrazieranno. Buongiorno ai 12, dolcissima oggi è la luna in pesci che forma trigoni a Iosa e sestili molto benefici e positivi, solo 2 quadrature nel cielo, decisamente un planetario generoso e molto accomodante con i 12. Vediamo gli effetti che avrà. Ariete, decisamente Plutone sta incoraggiandovi a inseguire i sogni con la complicità latente di Nettuno. I vostri passaggi zodiacali si avvalgono comunque di un Giove molto positivo, per cui potrete sempre contare sulla vostra capacità dialettica e carismatica. Oggi degli incontri fortunati potrebbero far avverare dei sogni. I sogni premonitori, peraltro, oggi troveranno conferma. Toro, una giornata molto importante perché la Luna fa fare pace con Marte a tutto lo zodiaco e lo addolcisce di molto, persino Urano con Plutone sembra sedato. Bene, oggi è una giornata perfetta per suggellare un patto, un contratto, un affare. Gemelli, una giornata importantissima proprio perché la Luna
pone proprio una quadratura sul vostro Giove chiedendovi di fermarvi e di non esagerare. Probabilmente la vostra intelligenza arriva sempre un po' prima. Rispettate un pochino di più i tempi degli altri e cercate di essere comprensivi con chi non ha la vostra velocità mentale. Cancro, splendida giornata con una luna amica, trigoni da Luna, da Saturno e da Nettuno. Sole, Venere e Mercurio sono assolutamente galvanizzati da questi aspetti planetari, per cui oggi tutti i sogni sembrano possibili. Si può convolare persino a giuste nozze o prendere una decisione per la vita. Romantici più che mai, cari Cancro, oggi potrete fare promesse per l'eternità. Leone, una giornata molto più serena, proprio perché le opposizioni e le quadrature non vi tangono più di tanto, ed ecco che avrete lo spazio mentale per riflettere, magari con un familiare o una persona fidata, su tutta una serie di dubbi e di incertezze che avete, ma oggi sarete esentasse da una serie di nervosismi. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna d'opposizione e rincara la dose su un Saturno e un Nettuno che vi chiedono sempre di fissare bene i concetti, di non avere dubbi, ma con questi tre pianeti contro sarà un po' difficile. Accettate benissimo il fatto che non avete ancora una direzione, un progetto d'uscita, il senso di smarrimento che genera, accoglietelo come una parte di un imprevisto possibile. Anche in amore le sorprese non mancheranno. Bilancia, la giornata di oggi prevede un sostegno di Plutone che vi rende creativi e seduttivi. Fastidiosi i pianeti in Cancro, sicuramente Venere, il vostro pianeta, non è proprio dalla vostra parte in questo momento, fa i capricci e vi pone comunque delle intollerabili incostanze in amore, ma sarà Giove a darvi comunque a fine giornata un respiro più ampio e ambizioso, soprattutto per ciò che riguarda tutto quello che ha a che fare con il patrimonio da difendere o da rivendicare. Scorpione, una giornata oggi che prevede un trigono stupendo della Luna che rinforza Saturno e Nettuno tutti dalla vostra parte. Sogni e realtà sono possibili e se in più mettiamo Sole, Venere e Mercurio in perfetto trigono dal Cancro, che volete di più? Si potrebbe proprio dire che le vostre incertezze siano finite, seppure Marte è ancora contro, procedete serenamente. Sagittario, giornata oggi che prevede una luna di quadratura, qualche dubbio e qualche incertezza soprattutto in famiglia, dove si esige un maggiore sforzo e una maggiore capacità di economizzare le risorse a beneficio di tutti. La vostra generosità vi aiuterà sicuramente in questa operazione. Capricorno, Luna, Saturno e Nettuno in una posizione decisamente comunicativa e affettiva. Oggi riuscirete persino a far fare pace a due elementi inconciliabili e comunque a trarre vantaggi anche da una diatriba che vi riguarda, ma che non vi fa sicuramente soccombere. Acquario, giornata importantissima oggi, visto che Luna, Saturno e Nettuno vi chiedono di concretizzare, firmare e rendere noto un progetto. Oggi è la vostra giornata per rendervi professionali e al centro dell'attenzione. La sfrutterete benissimo. Pesci, giornata oggi che prevede una dolcissima luna sul vostro Saturno e sul Nettuno. Oggi i vostri sentimenti sembrano viaggiare molto lontano, soprattutto perché i trigoni di Sole, Venere e Mercurio dal Cancro vi aiutano a vivere un momento incredibilmente felice, romantico e realizzato. Forza pesci! È il 27 giugno del 2007, quando Anthony Charles Lynton Blair, detto Tony, lascia la storica sede di Downing Street e si dimette. Per 10 anni il politico scozzese è stato primo ministro del Regno Unito, un leader controverso che molti ricordano per l'invasione in Iraq nel 2003 e per altri interventi militari nel Kosovo e in Sierra Leone. A prendere il suo posto sarà Gordon Brown. Give him an inch and he'll take a mile. Letteralmente, dagli un centimetro e farà un miglio. In italiano, se gli dai un dito si prende tutto il braccio.
un proverbio molto usato quando abbiamo a che fare con gente che approfitta della nostra generosità e del nostro aiuto. Può capitare infatti che la persona verso la quale ci siamo resi disponibili inizi a pretendere sempre di più, facendola diventare una consuetudine e aumentando le richieste e la frequenza. Sta quindi ad indicare com'è facile pretendere sempre di più da chi si è reso disposto a dare qualcosa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Alois Korbats. Trova impiego come governante presso la corte di Guglielmo II, per il quale sviluppa un'ossessione che la conduce a una diagnosi di schizofrenia e al ricovero in manicomio a 32 anni. Il suo disagio colpisce la memoria, l'intelligenza e il linguaggio con la formulazione di neologismi. In manicomio comincia a scrivere poesie e a dipingere. Solo nel 1936 i medici del manicomio mostrano interesse per le sue opere. Alois aveva smesso di lottare contro la malattia, scegliendo di coltivarla e farne uso per trovare in essa stimoli per la sua arte e per la sua vita. Ci salutiamo con la frase del giorno. Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. E con questo nel cuore vi accompagniamo verso l'inizio di un giorno sereno in cui planiate sui problemi dall'alto. Buona giornata dalla vostra Martina, a domani.